Buongiorno, siamo in collegamento con Matteo Barbera, segretario dell'ALSIP di Verona, è un sindacato di polizia penitenziaria, Alleanza Sindacale di Polizia Penitenziaria e questo collegamento lo facciamo proprio perché la situazione, in particolare nel carcere veronese di Montorio, dove appunto opera in questo caso l'ALSIP, sta diventando molto preoccupante con episodi che si susseguono di detenuti che danno in escandescenze e rischiano di travolgere gli stessi poliziotti. Buongiorno Matteo Barbera. Buongiorno a lei. Ci vuole spiegare lei qual è la situazione che avete registrato anche soltanto negli ultimi giorni all'interno del carcere? Sì, certo. Negli ultimi giorni, direi negli ultimi 15 giorni, si è capito ben poco, perché siamo che ci guardiamo tutti in faccia e non capiamo più da dove, che strada intraprendere, ecco, perché è successo di tutto e di più. A partire da aggressioni al personale con 5 punti di sutura alla testa, che è stato un collega, un vice sovrintendente che è stato preso a bastonate e quindi che ha riportato 5 punti di sutura al nosocomio cittadino, e per non parlare poi dell'aggressione al comandante con una plafoniera, a rischio di aver tirato una plafoniera addosso, per non parlare di, ahimè, un detenuto autolesionista che tagliandosi le vene, il sangue è arrivato anche sulla camicia del comandante e sulla maglietta di un collega e di altri colleghi ancora, tutti sporchi di sangue, per non parlare di non so quanti eventi critici da 15 giorni a sta parte, ma anche da un mese, che da un mese a sta parte avevamo fatto un campionato interno tra detenuti e fin lì diciamo che eravamo riusciti un attimino a tenere a bada il tutto. Finendo il campionato non si è capito più nulla, da risse nei vari reparti, situazioni di detenuti arabi o comunque in linea di massima di nazionalità araba che cercano appunto il lavoro perché comunque non sanno come mantenere la famiglia al loro paese e quindi mentre magari fuori, non so, qualcuno lavorava sicuramente e aveva la possibilità di mandare soldi a casa, una volta in carcere, oppure i lavori comunque sono abbastanza, sono pochi, quindi non può esserci un lavoro per 500 detenuti, e questo è impossibile, ecco, e dovrebbe essere anche da capire, ed è chiaro da parte dei detenuti, invece non vogliono capire e nello stesso tempo se non gli dai un lavoro sei sotto minaccia che rischiamo insomma di avere degli eventi critici, quale distruzione di reparti, quale se detenuti che si pongono in essi degli autolesionistici che si tagliano le vene, e quindi lei capisce insomma che siamo in una situazione che se non esegui, tra parentesi, i loro, non dico ordini perché non sono nelle condizioni di darci degli ordini, ma se non esegui le loro richieste, ecco che il problema è dietro l'angolo. Quindi non sappiamo più come comportarci, non abbiamo mezzi e situazioni e regole che ci permettano di lavorare in una certa maniera o di intervenire in una certa maniera. Ecco, Senta, questo ma è è cambiato il qualcosa? riassunto. È un riassunto drammatico di quello che sta succedendo, infatti io l'ho lasciata parlare per raccontare esplicitamente qual è il clima che vivete quotidianamente, non deve essere facile anche andare al lavoro con di fronte una Assolutamente situazione, no. ecco, una situazione di questo tipo. Volevo capire, ma è cambiato qualcosa nell'ultimo mese, nell'ultimo periodo che ha provocato questa situazione o questo è, diciamo, diventato ormai la prassi operativa, la prassi di vita Allora, all'interno dei carceri? questa è la prassi operativa che devo dire, dall'estate, dall'entrare dell'estate ad ora, insomma, che si sono susseguiti, insomma, un evento critico dietro l'altro, quindi comunque sono anni, almeno 5 a sta parte, che veramente non sappiamo più come gestire le situazioni. Adesso c'è una circolare del DAP mandata al provveditorato dove appunto dice
di trasferire i detenuti fascinorosi che si comportano male nell'immediato, purtroppo questo non avviene. Non avviene da parte del provveditorato, o se avviene, avviene dopo che il collega si prende la bastonata in testa, per dire, quando magari prima c'erano state delle avvisaglie e che il provveditorato non è intervenuto. Ecco, io non ce l'ho con nessuno, non punto il dito su nessuno, però qua è arrivato il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché la polizia penitenziaria, io parlo di Verona naturalmente, perché rappresento Verona in quanto al SIP, è davvero stanca e non ce la fa più. Noi siamo dei padri di famiglia e dei servitori dello Stato e vogliamo avere la dignità di lavorare, sappiamo di ricoprire un ruolo, un lavoro non facile, però questo non significa che deve essere una sofferenza tutti i giorni. Ecco. Assolutamente. Tra l'altro, sono quasi tutte le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria si stanno un po' mobilitando di fronte a questa situazione, mi pare. Siete uniti abbastanza? Ma guarda, il discorso è che ognuno mi sa che forse va per la sua strada, io adesso questo non lo so. Avremo sicuramente tempo, almeno dopo le vacanze estive, di riunirci un attimino e fare il punto della situazione tutti insieme, anche con le altre sigle, anche perché qua c'è veramente da fare il punto della situazione e capire dove vogliamo andare, se addirittura vogliamo andare insieme dal provveditorato, dal provveditore, cercare insieme, dialogando giustamente, perché qua nessuno punta il dito su nessuno, però bisogna trovare ecco, il punto della situazione insieme, perché non si può andare a lavorare in questa maniera. E noi, che bene o male viaggiamo, insomma, con tanti anni di servizio, riusciamo nel bene o nel male a venirne fuori, ma ragazzi che si arruolano, adesso è arrivato un corso con 10 ragazzi appena arruolati, per esempio, cosa devono fare questi ragazzi? Io li vedo spaesati perché giustamente alla scuola gli dicono una roba, arrivano in istituto e vedono tutto il contrario. Cioè, non li mettono a corrente, vedete che in istituto la situazione è diversa, oggi come oggi. Scusi. Infatti, volevo che lei facesse una fotografia anche della popolazione carceraria. Ormai tutti sappiamo che la gran parte della popolazione carceraria è fatta di persone che magari sono straniere o che hanno anche dei problemi di dipendenze o dei problemi anche psichiatrici, per cui diciamo che la gestione è diventata molto più complessa. Allora, le dico, le persone con problemi psichiatrici si sanno, lo sappiamo chi sono, e comunque in linea di massima riusciamo ancora meglio a gestire loro, a parte qualcuno che magari va in escandescenza perché comunque la patologia è questa e quindi c'è poco da fare, ecco. Ma poi le problematiche sono con quelli non psichiatrici, che si nascondono come psichiatrici, ma non lo sono. Il problema è quello. Fanno Adesso finta di problemi avere anche dei con l'area problemi. sanitaria, Aria? problemi con l'area sanitaria, perché si vengono a creare delle situazioni quali c'è un professionista psichiatra che dà una terapia, il detenuto ne pretende un'altra, come la vuole lui, perché poi all'interno devono avvenire dei traffici di farmaci di qua e di là. Quindi il problema nasce anche da questo. C'è un giro interno che è veramente insopportabile. Qua bisogna mettere delle regole ben precise a partire dall'area sanitaria prima, per il personale di polizia penitenziaria dopo, ma subito dopo, senza perdere tempo, perché siamo veramente alla frutta. Senta, lei ha parlato del lavoro. Noi sappiamo che il lavoro è uno strumento di reinserimento dei detenuti. In molti carceri ci sono delle strutture, però nel carcere di Montorio com'è la situazione? Quanti posti avete a disposizione e com'è possibile far ritornare la situazione ad una gestione più tranquilla, più normale, più serena? Allora, io tempo fa ho lavorato con un pienone di 1000 detenuti o 900 e qualcosa, mi parlo di 6-7 anni fa, adesso non ricordo bene circa. Adesso siamo a un 500, quindi lei capisce che come numero, sì, non è poco, ma non è nemmeno tanto, quindi non sarebbe nemmeno difficile gestire 500 detenuti con delle regole ben precise. Tu sbagli, io ti punisco, come è giusto che sia, e mi muovo in base ai regolamenti che ci sono e devo essere anche tutelato però, perché se io devo prendere un detenuto usando
con l'uso della forza, che è previsto tra l'altro, e devo stare attento che non devo metterlo in questa maniera, non devo prenderlo in quella maniera. In questo frattempo lui prende un bastone e me lo spacca in testa. E lei capisce, insomma, che qua ci dobbiamo mettere d'accordo che se c'è da intervenire con la forza, bisogna un attimino intervenire, ma senza fare male a nessuno, perché qua non c'è nessuno che usa violenza. Almeno il carcere di Verona non è mai stato un carcere violento, anzi, le dico anzi, però sappiamo benissimo che a volte c'è da intervenire. Tipo, le spiego, detenuti che non entrano in cella per sempre lamentare qualcosa, allora tu non mi dai questo, io ti minaccio che non entro in cella. E noi siamo sempre sotto minaccia. Lei capisce che è una minaccia continua. Tu non mi dai questo, io ti faccio questo. Tu non mi dai quello, io ti faccio quello. Però qua siamo forse all'asilo, perché se non abbiamo mezzi da poter intervenire e dobbiamo star lì a guardare e a soffrire tutti i giorni e rischiare, io adesso ultimamente vedo che sappiamo quando andiamo al lavoro, non sappiamo più quando finiamo. E soprattutto come finiamo, in che condizioni, perché c'è da dire anche questo. Quindi di fronte a questa situazione aumentano le ore di lavoro, ovviamente, anche perché siamo in un periodo di Ma ferie. vertiginosamente, tu vai alle 8 o magari ti ritiri alle 18 oppure alle 19. Io ho fatto tempo fa un pomeriggio, purtroppo ho dovuto fare anche la notte perché poi un'altra situazione che è molto grave, tra l'altro, sempre sotto minaccia, perché, le ripeto, siamo sempre, ormai è una minaccia continua. Io rompo i vetri e me li mangio, tu mi porti in ospedale, anche a mezzanotte, anche a luna di notte. Significa che tu a luna di notte, a mezzanotte hai il personale giustamente contatto per prestare servizio nelle varie sezioni detentive e devi fare una scorta per mandare il detenuto in ospedale. Ecco, adesso stiamo vedendo anche questo discorso di cercare di cambiare anche vetri, cioè fare qualcosa anche a livello sindacale di poter cambiare i vetri e cercare di evitare quanto più possibile gli invii in ospedale per questo motivo. Perché naturalmente dopo a susseguire il fatto che mangia il vetro, poi c'è il ricovero in ospedale e serve una scorta fissa. Cioè, capisce che lì si apre un piantonamento e non servono più 4 persone, ma ne servono 4 per turno. Quindi cominciamo a mettere l'assenteismo perché colleghi che subiscono violenze da parte dei detenuti. Assenteismo per ferie estive, perché ci sono le ferie estive e bisogna farle, almeno quelle, insomma. E poi che c'è ricoveri ospedalieri che avvengono tramite il fatto che si mangiano il vetro, il personale non ce n'è più. E noi stiamo lì a lavorare facendo ore, ore e ore di lavoro in quelle condizioni, sempre sotto minaccia. Ma il Ministero è al corrente di queste situazioni? Quali soluzioni può mettere in campo? Cioè rinforzare il personale oppure è proprio il sistema carcerario che è diventato, è ormai da riformare? Allora, il sistema carcerario, a mio avviso, è da riformare e il Ministero credo che sia al corrente di tutto perché tutti gli eventi critici vengono trasmessi al Dipartimento, quindi tutto ciò che succede in tutti i carceri d'Italia, il Dipartimento è al corrente. È vero è che il Dipartimento ha emanato delle circolari al provveditorato dove dice appunto come muoversi, come intervenire, come trasferire, perché, quando e come trasferire detenuti facinorosi. Il problema è che queste circolari tante volte non vengono attuate. Ecco. Un'altra cosa che ci tengo molto a dire è che c'è poca collaborazione tra provveditorato e direzione. Cioè, non c'è collaborazione. Il provveditorato decide, fa, ma non collabora con la direzione. E quindi capisce che si viaggia forse non sono sicuro perché questo lo saprà di certo la direzione nostra, ma da quello che vedo da spettatore, diciamo, è che c'è poca collaborazione e si viaggia su due binari completamente opposti. Quanti agenti ci sono nel carcere di Montorio in servizio? Allora, A in rotazione? servizio abbiamo intorno ai 350-380, se non sbaglio, giù di lì comunque. E a pieno regime, naturalmente. Poi, se mette le ferie estive, si arriva anche a
Se poi mettiamo tutti gli infortuni che ci sono stati negli ultimi tempi dovuti appunto a fronteggiare situazioni di escandescenza tra schiena, mani rotte, teste spaccate, quello e quell'altro, ci dimezziamo in una maniera paurosa, ecco, e quindi poi siamo dovuti, per forza, dobbiamo lavorare sempre in extremis. Tante sono state le segnalazioni anche negli ultimi mesi di operazioni per individuare droga, cellulari e tante altre cose che vengono introdotte all'interno del carcere. Questa situazione si sta allargando, cioè è cambiato anche questo all'interno del carcere? Purtroppo sì, perché io ricordo gli anni che insomma mi sono arruolato nel corpo di polizia penitenziaria. All'epoca sì, c'era qualche telefonino che poteva magari girare, c'era qualche pochissima droga che girava, adesso è una piazza di spaccio, ma tutte le carceri d'Italia, vero? Non so come mai, non so perché, basta vedere tutti i comunicati di tutti i giorni che escono delle varie sigle sindacali, si capisce insomma che non so se è diventato più carcere o delle piazze di spaccio, e naturalmente con clan di appartenenza, chi appartiene a qualcuno, chi appartiene a un altro, chi spaccia per un tipo, chi spaccia per un altro, cioè c'è un discorso un pochettino complicato. Noi in linea di massima Verona, dove possiamo, riusciamo a fronteggiare. Tra l'altro in passato abbiamo fatto anche tante operazioni importanti, però la vigilanza dinamica porta anche al poco controllo, e questo fa sì che a maggior ragione ne entra ancora di più. Perché a parte che il personale è sempre in diminuzione, e poi la vigilanza dinamica che è stata comunque imposta dal Ministero, La e quindi spieghiamo perché forse non tutti sanno che è cambiato, cioè i detenuti non stanno tutto il giorno nelle celle, ma vengono praticamente sono più liberi all'interno del carcere, quindi sono sorvegliati a distanza da voi, insomma, sostanzialmente. certo, sono sorvegliati da noi tramite telecamere, tramite anche a livello visivo, che riusciamo a vederli anche dalle varie rotonde, però capisce insomma che non è che puoi capire tanto dalle telecamere o da quello che può avvenire, i giri sono tanti, e per fronteggiare appunto questa situazione bisognerebbe più personale e più controlli, ecco. In sostanza ci sono delle iniziative all'orizzonte, come intendete muovervi da questo punto di vista? Avete mandato dei comunicati e sicuramente quello che è stato detto anche nel corso di questa intervista sono segnali molto pesanti che vengono dalla polizia penitenziaria. Allora, noi abbiamo mandato comunicati importanti, intanto l'abbiamo mandati intanto su online, quindi da fare in modo che tutti vedano quello che accade in quanto al SIP. Adesso chiederemo incontro con il provveditore da settembre in poi per cercare di trovare un accordo, un punto della situazione e insomma intraprendere una strada insieme per cercare quantomeno di andare a lavorare un po' più tranquilli. Ecco, perché poi capiamo bene che la tranquillità al 100% in carcere non ci può mai stare, perché il lavoro è questo e noi siamo consapevoli, ma quella è una cosa, cercare di perdere la dignità, no, noi non l'accettiamo, non accettiamo di perdere la nostra dignità. Io parlo a nome di tutti gli operatori di polizia penitenziaria del carcere di Verona, non voglio che si arrivi a questo. Attualmente ci siamo dentro. Io la ringrazio e speriamo che la situazione migliori. Ci teniamo senz'altro in contatto per capire come evolve e anche a darvi una mano, se possibile, a cercare di aprire perlomeno una finestra per far capire che esiste anche una realtà che magari non è sotto gli occhi di tutti, ma che vive una vita e anche una preoccupazione, un disagio in questo momento molto, molto forte. Grazie ancora e buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata, alla prossima. Grazie, arrivederci.
Siamo collegati con Certo. Patrizia Gobatta, che è presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia, per una bella iniziativa che riguarda il lavoro delle persone che sono cosiddette stagionali, che hanno meno tutele, che hanno un lavoro più precario. Purtroppo anche per loro non mancano gli incidenti sul lavoro e quindi nasce un vademecum che vuole essere una sorta di indicatore per chi ha dei ragazzi o delle persone comunque con dei contratti stagionali in questo momento estivo. Intanto grazie, ci vuole spiegare il senso di questa iniziativa? Grazie a voi. Noi consulenti del lavoro siamo sempre stati molto sensibili alla sicurezza sul lavoro, ma soprattutto alla prevenzione. Quindi abbiamo voluto fare questo focus sul lavoro minorile, sul lavoro giovanile, specialmente stagionale, proprio perché nella foga, diciamo, anche no, di un lavoro stagionale intenso dove bisogna rispondere immediatamente alle esigenze di un turismo che magari arriva di corsa tutti insieme e soddisfare diciamo un'offerta che per noi è fondamentale per la nostra economia, ecco, non bisogna trascurare che la sicurezza dei lavoratori, specialmente in questo periodo, è essenziale, lo è sempre, ma maggiormente ci siamo focalizzati sui minori perché osserviamo fortunatamente nel nostro territorio che ancora i ragazzi hanno voglia, hanno desiderio di fare un'esperienza lavorativa d'estate. Allora possiamo scindere l'argomento in due parti, no? C'è la parte dell'alternanza scuola-lavoro che è disciplinata proprio in collaborazione con le scuole, gli istituti professionali. Qui ovviamente abbiamo da una parte una maggior collaborazione che secondo noi è fondamentale, quindi la collaborazione con gli istituti scolastici. Quest'anno la Regione Veneto, appunto, a memore anche insomma dell'importanza del tema, ha fatto uscire delle linee guida dove appunto si dà maggiore importanza, maggiore enfasi alla collaborazione tra i tutor scolastici e i tutor aziendali. Quindi diciamo che le scuole, prima di iniziare la stagione dei tirocini, che è iniziata a metà giugno circa, no, con la chiusura delle scuole, ha proprio invitato le aziende che volevano ospitare i ragazzi a verificare insieme con la scuola che le misure di sicurezza fossero adeguate. Perché la Regione Veneto aveva stilato proprio una linea guida in cui si dice no, il dossier della sicurezza deve essere implementato da delle misure particolari appunto quando si inseriscono dei minori in particolare o dei giovani in generale. Anche perché sappiamo che l'alternanza scuola-lavoro non è solo, diciamo, un lavoro concettuale, d'ufficio, eccetera, ma i ragazzi vanno proprio nelle aziende, nelle officine, nelle fabbriche e quindi vengono a contatto anche con un ambiente di lavoro che ha delle sue criticità, insomma, no? E quindi anche entrare in un'azienda in cui c'è questa sensibilità sicuramente è il miglior approccio che un giovane può avere come prima esperienza lavorativa. C'è qualche suggerimento che possiamo dare in linea generale? In linea generale è necessario, noi sappiamo che c'è un'organizzazione consolidata in ogni azienda e fortunatamente noi insomma siamo in una realtà virtuosa perché tutte le aziende si uniformano alla tutela della sicurezza, però diciamo che una delle figure più importanti, perché sappiamo che poi le carte si fanno scrivere, no? Oltre a valutare attentamente i rischi e quindi porli in questo documento di valutazione della sicurezza che è, diciamo, il documento fondamentale da cui si parte, un'importanza maggiore deve essere data ai tutor, appunto alla collaborazione fra i tutor, perché le carte non devono restare tali, cioè scritte bene e poi effettivamente in azienda non vengono attuate le misure, quindi sicuramente l'ascolto nei confronti di chi viene inserito e anche
di chi è preposto all'organizzazione del lavoro. Quindi questa collaborazione fruttuosa e continuativa, quindi un confronto continuativo sui progressi della persona e sulle sue condizioni, insomma, di lavoro in azienda, è sicuramente la miglior garanzia che possiamo avere. Quindi noi invitiamo le nostre aziende con questo vademecum intanto a rispolverare magari anche qualche tutela che non è prettamente sicurezza, che anche perché i minori, noi sappiamo che l'accesso al lavoro in Italia è consentito a 16 anni con almeno 10 anni di curriculum scolastico, no? Quindi aver fatto 10 anni di scuola, perché l'obbligo scolastico arriva fino ai 18 anni, quindi questi 2 anni per arrivare ai 18, anche se attraverso un'esperienza di lavoro, deve essere un'esperienza formativa e quindi sicuramente in questo contesto il ragazzo ha delle tutele anche per quanto riguarda l'orario di lavoro. Poi ci spostiamo, come abbiamo detto all'inizio, sul lavoro stagionale, che forse è meno pericoloso della fabbrica, però ha altre insidie, quindi lì bisogna stare attenti, per esempio, al riposo settimanale, che deve essere di 2 giorni la settimana, oppure ogni 4 giorni almeno 36 ore, non si può adibire i ragazzi al lavoro notturno oltre le 23, le 24 di sera, se impiegati in attività di ristorazione non possono servire alcolici. Ci sono queste tutele che sono insite, insomma, nel rapporto di lavoro, proprio perché dobbiamo tutelare, no, il loro sviluppo psicofisico, che deve essere proprio così il nostro punto di riferimento come datori di lavoro. Parlo anch'io come datrice di lavoro, perché anche nei nostri studi ospitiamo tirocini universitari piuttosto che delle scuole superiori, insomma, stessa attenzione anche il rischio è duplice, che i ragazzi prendano magari un po' sottotono l'esperienza e che ci sia invece poca attenzione dall'altra parte del datore di lavoro, che magari in un momento in cui si fa fatica ad avere personale, qualsiasi risorsa è preziosa, invece questi sono lavoratori che hanno bisogno di maggiori tutele, ecco. Assolutamente sì. E poi secondo me anche l'elemento, insomma, di valore è la formazione, perché è una formazione a 360 gradi sulla persona, sui valori relazionali, sul come porsi anche nei confronti delle persone, e quindi diciamo è una crescita, o come relazionarsi nell'ambiente, nel team di lavoro, che è una crescita per i ragazzi sicuramente importante, al di fuori dell'ambiente scolastico che loro frequentano naturalmente. È ovvio, noi lo sappiamo benissimo che insomma il lavoro è breve e intenso, e quindi diciamo che le esigenze anche delle aziende sono particolarmente pressanti. Abbiamo iniziato proprio il mese di agosto, che è il mese clou, abbiamo le spiagge piene, abbiamo le città d'arte con tantissime persone, e quindi dobbiamo sempre stare attenti comunque al giusto avvicendamento delle persone, a rispettare i turni di lavoro e rispettare anche i riposi, che ai miei tempi, per esempio, quando andavamo noi a fare la stagione, insomma, non erano molto, cioè sembrava normale lavorare 7 giorni su 7 e un paio di mesi di fila sempre. Non è così, perché effettivamente ormai è consolidato, e io spero che sia una prassi che non dobbiamo ribadire ulteriormente nei confronti dei nostri interlocutori, che sia consolidata, insomma, che ormai la giornata di riposo e il tempo di riposo vale per tutte le attività. Senta, è un sasso in uno stagno o è un seme che vuole germogliare? È un'attenzione particolare che parte così da una sensibilità che ha avuto il mio consiglio, i miei colleghi, insomma, su questo tema, anche perché lo sentiamo molto. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono state avviate in primavera, e quindi verranno così rese operative in autunno, quando ricominceranno le scuole. Investiremo su questo perché c'è poca conoscenza
del mondo del lavoro e delle regole del lavoro, ma soprattutto anche, devo dire, non solo dei diritti, perché quelli dopo si apprendono subito, ma anche dei doveri e di come una persona si deve porre nell'ambiente di lavoro e quindi delle sue responsabilità, per quanto che siano poche o tante, comunque diciamo abituano, no, anche ad essere responsabili del proprio operato e dei propri comportamenti. Io la ringrazio, speriamo che appunto venga ben accolto e applicato anche questo vademecum lungo la costa adriatica e non solo. Grazie ancora. Grazie a voi, Grazie. arrivederci.